Milano, Ah, Milano, italiani. Los Angeles, Milano, Los Angeles. Padova. Sono da Monselice ma vivo a Los Angeles adesso. A Venezia tornano ad affacciarsi turisti anche internazionali. Vous êtes français. From Bordeaux. Nice to meet you. Nice to meet you too. How long do you stay here in Venice? For 5 days. Ma è decisamente presto e prematuro parlare di una stagione al decollo, un azzardo la parola ripresa, dice questa negoziante dei chioschi di Rialto, dove sono ancora tante, troppe, le saracinesche abbassate. Triste, triste. Anche perché qui a Venezia eravamo abituati ad avere delle presenze importanti, insomma, come può vedere anche lei intorno, insomma, non è una città. In più a questo si aggiunge anche la desolazione, voglio dire, delle attività commerciali, delle chiusure. Anche qui a Rialto vede come sta la situazione. È una clientela last minute di francesi, tedeschi, austriaci e svizzeri, come dimostrano i parcheggi esauriti in Piazzale Roma. Si consuma sì, ma un gelato al passeggio. Ich meine nicht gefilmt werden. A farla da padrone l'intramontabile Giro dei Baccari. Spritz e Cicchetti soprattutto. Ormai la parola Cicchetto è diventata internazionale, come anche Baccaro. Nella fotografia dei turisti presenti a Venezia pesa l'assenza di quelli del nord Europa con Gran Bretagna in testa, quindi Canada, Asia e Stati Uniti con qualche eccezione. Venezia è paradiso. 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 Insoddisfacenti gli introiti per gli albergatori veneziani, mentre nel frattempo con il prevalere del turismo cheap a buon mercato se ne tornano a vedere di ogni. Sanzionate altre 2 persone stamane in sella in bici a Venezia tra la gente. La polizia locale sta cercando di risalire inoltre alla persona che dopo aver noleggiato un mezzo del bike sharing lo ha abbandonato nella zona di San Simeon Piccolo, dove nella nottata appena trascorsa un uomo è stato multato di 450 euro e ha ricevuto un daspo di 48 ore per essersi tuffato in cerca di refrigerio in canale. Pochi gli eventi organizzati a fare da traino per un turismo di maggiore qualità, conclude la commerciante di Rialto. E si dovrebbe intervenire, voglio dire, anche a livello comunale. Bisognerebbe fare delle proposte, bisognerebbe incentivare, insomma, voglio dire, anche con dei pacchetti, Invece non si muove nulla. e invece non si muove nulla.